Ci sono situazioni umane incomprensibili per la nostra acquisita propensione razionale a cogliere e riconoscere il vero esclusivamente nell'evidenza dei fatti, per cui sempre più spesso accade di ritenere paradossale ogni riferimento alla dimensione spirituale. Se pensiamo al dialogo, oggi immaginiamo un dibattito, cioè uno scambio più o meno civile di parole per confrontare diverse interpretazioni di un tema allo scopo di individuare un compromesso, ignorando l'aspetto fondamentale dell'incontro che prelude alla comunione. Perciò, nell'incontro tra persone, tra culture, tra religioni, l'uso della retorica è strumentale e spesso limitante in quanto sminuisce la capacità di ascolto assolutamente necessaria per entrare in comunione. La voce del silenzio che dall'universo filtra attraverso l'intuizione dello spirito e annuncia la salvezza all'umanità non si sviluppa in elaborati concetti funzionali alle sofisticate capacità della mente che sviluppa la varietà dei linguaggi, ma soprattutto si esprime nell'armonia dei suoni che arrecano pace al cuore. Lo spettacolo Polifonie di voci e suoni del mondo, proposto a Padova nell'ambito del progetto culturale Interreligious, vuole appunto indicare la strada da percorrere per un possibile e necessario dialogo tra i popoli del mondo. Benvenuti a Santa Caterina d'Alessandria, una chiesa di Padova che dalla sua fondazione è frequentata dal mondo universitario, sia studenti che docenti. Questa chiesa ha anche un particolare aggiunto, contiene il sepolcro di Giuseppe Tartini, un grande musicista che ha abitato qui a Padova una quarantina d'anni, è nato a Pirano, è stato primo violinista al Santo e quindi diciamo che oltre luogo che essere luogo di culto, questa chiesa è anche una sorta di tempio della musica per onorare la memoria del grande musicista piranese. Oggi pomeriggio la chiesa ospiterà un momento musicale all'interno della rassegna Interreligious 2019, giunta oramai alla sua sesta edizione. La musica è da sempre uno strumento di dialogo, di incontro tra i popoli e noi vedremo esibirsi questa sera uno dopo l'altro gruppi che appartengono a diverse tradizioni religiose. Importante il dialogo fatto di concetti, di idee condivise, di progetti elaborati insieme. Altrettanto importante è, utilizzando lo strumento dell'arte e della bellezza, accordare i cuori su una sintonia, su una lunghezza d'onda che possa mettere le premesse per un dialogo costruttivo. La musica crediamo che più di ogni altra espressione dell'uomo possa in qualche modo dialogare da sola quasi, senza l'ausilio delle parole umane. La musica incontra l'uomo nella parte più profonda, più espressiva, più sensibile diciamo, dell'umano ed è un incontro tra la bellezza rappresentata nelle diverse tradizioni. Faccio parte del trio Canti Sognanti che partecipa fin dalle prime edizioni alla rassegna Interreligious e il nostro trio è un trio vocale che propone canti della tradizione popolare italiani, europei e del mondo e naturalmente sia del repertorio profano ma anche del repertorio sacro e in questa occasione ci esibiremo appunto con alcuni brani del nostro repertorio sacro e presenteremo qui simbolicamente, perché è un intervento abbastanza piccolo, alcuni momenti centrali dell'anno liturgico e quindi prima un canto legato alla Natività, poi un canto di Passione e infine un canto che viene dalla tradizione ortodossa georgiana, giusto per percorrere diciamo anche altre tradizioni del cristianesimo a parte quella cattolica e quindi questo è il nostro progetto per questa serata.
Perché un appuntamento musicale all'interno di questa rassegna? Penso che la risposta più bella venga da una statuetta dell'arte cicladica che appartiene al secondo millennio a.C., che si può ammirare al Museo Archeologico di Atene. C'è un suonatore di lira che tiene lo strumento tra le mani e che ha un orecchio, la testa con un orecchio disposta in modo tale da porgere un orecchio all'ascolto di una melodia che viene dall'alto. Ecco, la musica è proprio questo riverberarsi sulla terra di una bellezza divina, di un'armonia celeste, ed è per questo che nella preghiera, come nel dialogo, nei rapporti di incontro, nelle relazioni interpersonali, è importante che la musica abbia un rilievo significativo, proprio perché è questo affacciarsi sulla terra, sulla vita degli uomini, nell'anima, nel cuore delle persone, di un sentimento divino che può essere base di un incontro significativo tra le persone. La musica nella liturgia di qualsiasi tradizione religiosa ha avuto sempre un grande peso e un posto significativo. La musica non è mai solo un riempitivo, un qualcosa che accompagna la liturgia, ma fa parte della stessa liturgia. Il nostro gruppo è formato per suonare la musica tradizionale persiana. È una musica come tutte le musiche orientali e si basa sulla teoria di improvvisazione. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che un allievo va dal maestro, impara tutto dal maestro senza guardare le note, insomma senza scrittura. Praticamente è una tradizione orale, quindi viene acquisito tutte le melodie antiche persiane e dopo ha modo, quando ha interiorizzato questa musica, lo usa nel momento di esecuzione. Che sono tombak. Tombak è un strumento tipico persiano che si suona in modo diverso rispetto agli altri strumenti percussioni, perché si suona in modo orizzontale, che è un po' difficile suonare. La musica persiana è mescolanza tra poesia e la musica è fondamentale. In maggior parte delle volte nascono tutti insieme. C'è poeta e compositore, poeta diventa compositore o compositore che diventa poeta. È un piacere essere qui in questa bellissima chiesa Santa Caterina e noi siamo il duo Eva Om Deva. E abbiamo scelto questo nome perché Eva è poi un po' anche l'acronimo, che facciamo eventi vibrazionali armonici e è una cosa che ci è sempre piaciuta, portare armonia, e con questa musica indiana, noi facciamo musica soprattutto sacra e soprattutto indiana, è proprio portare una musica che porta benessere, che porta pace, e questo è il nostro scopo, portare pace così con queste note luminose. Abbiamo così formato questo duo perché volevamo portare
la nostra musica al servizio, diciamo, un po', siamo un po' pretenziose dell'umanità. Io studio in particolar modo la musica indiana da quasi 30 anni, che ha una cultura antichissima e che nasce proprio come via spirituale. Per questo ci piace portare un messaggio di spirito e di pace anche nelle chiese, perché è qui nell'Occidente, sono i nostri templi. Siamo qui per cercare di portare un po' di armonia in questo momento storico soprattutto. Infatti intanto l'armonia la cerchiamo dentro di noi e la troviamo in questa musica. Se poi la possiamo condividere siamo anche contente, perché il messaggio è questo del passaggio di queste cellule di pace che nel mondo in questo momento ce n'è tanto bisogno.